Ritorniamo a parlare sempre delle questioni dei pensionati, degli anziani, e con Ivana Fogo affrontiamo anche una questione abbastanza importante, calda, ovvero? Ovvero è il progetto, la proposta di legge regionale numero 25, e che è una proposta appunto di legge di cui il primo firmatario è il presidente Zaia, rispetto alla trasformazione delle IPAB. Allora, le IPAB sono, ecco, vi spieghiamo tutto, perché sennò giustamente ci dicono parlate in termini difficili. Allora, parliamo delle case, per farci capire, parliamo delle case di riposo. Perfetto. Di tutte le strutture a servizio degli anziani. Quelle private sono case di riposo, le IPAB sono quelle pubbliche. Perfetto, allora case di riposo private, case di riposo pubbliche, case di riposo pubbliche finanziate dallo Stato, eccetera, ce ne sono sul territorio, eccetera. Quelle private invece ricevono un quid, un qualche cosa dallo Stato, e poi il resto dal privato. C'è una differenza. Allora, intanto ci tengo a dire che anche per questa vicenda, per questa questione, sono oltre 15 anni insomma, che si è in attesa della trasformazione, si è in attesa di questa legge regionale, e anche per questa questione la stiamo affrontando tutte le organizzazioni sindacali unitariamente. E quindi, insomma, acquista un valore aggiunto questo, no? Ecco, non siete solo, compatti, insomma. Compattissimi. Naturalmente CGIL, CISL e UIL confederali, ma anche il sindacato pensionati, sempre CGIL, CISL e UIL, e anche le categorie del pubblico impiego. Quindi c'è davvero un fronte unito, perché c'è proprio la volontà di arrivare alla proposta migliore, tra le altre cose, quella più rispondente ai bisogni di salute del cittadino anziano, in particolare, o con disabilità. Ecco perché voglio precisare, perché giustamente avendo in mente un po' le varie osservazioni che poi ci vengono fatte con le mail dei telespettatori, e l'avevamo ribadito anche noi in più occasioni, quando si parla di case di riposo si parla di salute del persona anziana, perché la persona anziana autosufficiente, tranquilla, che non ha grandi problemi di salute, se ne sta a casa sua in linea di massima, non ama andare in strutture. Queste strutture servono per sopperire ai bisogni di salute, dove la famiglia non può esserci, dove l'anziano stesso si trova in gravi difficoltà, dove diventa troppo oneroso avere un assistente a casa, infermiera che dir si voglia. Sono un lavoratore di 40 anni, rinuncio formalmente alla pensione futura nel momento in cui non pagherò contributi, lasciatemi i soldi che alla mia vita a questo punto ci penso io. Che pensi mi? E questo è un pensiero molto, molto diffuso, perché molti dicono faccio l'assicurazione privata e in qualche modo andrò a vivere all'estero, insomma, piuttosto che dar tanti soldi, Però purtroppo questa è la situazione attuale. Prego. Sì, io riprendo per dire che anche dentro, diciamo che nelle case, non solo nelle IPAB, ma queste strutture rispondono a tutti i livelli di non autosufficienza a cui si va incontro naturalmente tutti nell'arco del passare della nostra vita. Va detto che sono già state presentate delle osservazioni unitarie rispetto a questo progetto di legge già da alcuni mesi, e anche a livello padovano comunque di fatto stiamo proseguendo nella stessa strada, tant'è che stiamo facendo anche una serie di iniziative nel territorio padovano, nella provincia di Padova, perché oggi, come voi sapete, noi abbiamo anche un'unica ULSS, l'ULSS 6, che riassume, diciamo, le 3 ULSS precedenti, no? E però noi facciamo i nostri interventi, li facciamo ancora tenendo presente le 3 zone, la bassa,
centro e cintura e l'Alta Padovana. Quindi vediamo se dalla regia ci mettono in onda anche un volantino che voi avete preparato, una slide, sì, quindi appena è possibile ce lo mettono in onda così lo vediamo riassuntivo. Proprio su questi temi noi stiamo facendo delle iniziative a livello padovano in tre, dicevo nelle tre zone. Ci tenevo però a dire la ragione per cui insomma noi tutti siamo così attivi e così presenti rispetto a questo problema, perché c'è anche una differenziazione tra le case di riposo private e le IPAB. Le IPAB per tutta una serie di ragioni, poi se volete ve le descrivo anche, ma insomma legate soprattutto alla fiscalità, insomma ecco, sono discriminate le IPAB rispetto alle case di riposo private. Quindi le pubbliche sono discriminate rispetto alle private? Sì, sono discriminate perché hanno dei costi maggiori, perché pagano di più di IRAP, perché tutta la parte che riguarda per esempio il personale mentre per le case di riposo private interviene l'INPS, per le IPAB non è così, quindi ricade nei costi di gestione, insomma sono temi un pochino più specifici. Diciamo che le IPAB sono svantaggiate rispetto alle case di riposo private. Nonostante il numero delle impegnative, che cosa sono le impegnative? Sono quella possibilità che hanno i cittadini di accedere a queste strutture. Bene, sono un numero fisso, fermo, ancora sono emesse dalla Regione, dal 2009 non sono più state rivalutate, per cui abbiamo lo stesso numero di impegnative che avevamo nel 2009, siamo quasi a 10 anni di distanza, e però queste impegnative sono distribuite, sono in mano al cittadino, perciò il cittadino ha la facoltà, giustamente siccome ha un ruolo centrale, di recarsi presso la struttura che preferisce, e però hanno lo stesso numero di impegnative sia le strutture private che quelle pubbliche. Noi per esempio pensavamo o chiediamo che ci fossero leggermente avvantaggiate le pubbliche proprio perché hanno dei maggiori costi di gestione. Quindi, ma avvantaggiate in che termini? Quindi per il cittadino che poi ci ascolta che cosa potrebbe comportare? Allora, per il cittadino che ci ascolta non cambierebbe. Questa parte riguarda meno. Diciamo però che potrebbe avere delle ricadute in termini di tariffe che vengono pagate dal cittadino, perché una parte, naturalmente la parte alberghiera, viene sempre pagata dal cittadino in presenza di impegnativa. Questo deve essere molto chiaro. Esatto, in presenza di impegnativa, esatto, altrimenti deve pagarsi tutto. Altrimenti deve pagare la quota intera, e la quota intera, tanto per capirci, insomma, poi è intorno ai 3.000 euro. Sì, quindi insomma sono cifre assolutamente importanti. Ecco, volevo chiedere, ma in presenza di questa impegnativa, perché un cittadino sceglie la struttura privata? Domanda magari banalissima per gli addetti ai lavori, però magari immagino che uno si prefigura. Perché devo scegliere il privato anziché il pubblico anziché il privato? Perché ci sono servizi diversi? Le ragioni per cui un cittadino sceglie una struttura invece che un'altra sono molteplici. Diciamo che se guardiamo la parte economica, perché magari qualcuno a volte la sceglie o perché là c'è posto, o perché trova posto in alcune strutture, o perché i familiari sono più comodi, ma insomma lasciando da parte questa parte qua, parliamo soprattutto delle tariffe. È evidente che se la struttura privata ha costi di gestione minori, anche le tariffe sono più vantaggiose, e quindi il cittadino si rivolge, se ha dei problemi economici naturalmente, si rivolge alle strutture che sono anche più economiche, diciamo, no? Perché ci possono essere delle differenze importanti di tariffe anche per la parte alberghiera. Ecco, dopo. Tante sono dentro la tariffa, troviamo vari servizi, possono esserci dei servizi per esempio legati al trasporto, o legati anche a dei servizi
alla persona che sono dentro nella tariffa, oppure vengano pagati a parte. Allora, se ho un costo di gestione minore dentro alla tariffa, posso fornire più servizi e quindi diventa più vantaggioso naturalmente per il cittadino e la sua famiglia rivolgersi a queste strutture. Quindi è per questo che noi diciamo che c'è un discrimine, che le IPAB oggi attualmente sono svantaggiate rispetto alle strutture pubbliche, rispetto alle strutture private. Quanto è in competenza della Regione di questa gestione, questi cambiamenti? Quanto invece è deciso dallo Stato? Quindi no, beh, la Regione. È la Regione, quindi ecco. No, proprio capire le competenze. Sì, no, allora, per quanto, la cosa più ovvia che balza agli occhi è il numero delle impegnative. È la Regione che stabilisce quante impegnative annue può distribuire in tutto il suo territorio. Ce ne vorrebbero di più. Ce ne vorrebbero assolutamente un po' di più se teniamo conto della popolazione. Poi sono anche distribuite in modo diverso sulle varie... Perché una volta le impegnative erano in capo alle strutture, adesso sono in capo alle persone. Però c'è un sistema misto che di fatto produce, che a Treviso ci sono più posti letto e meno impegnative, a Vicenza ci sono meno posti letto e più impegnative. E quindi si crea un po' un cortocircuito dove alcuni vanno a ricoverarsi a Vicenza, si fanno dare l'impegnativa e poi si spostano a Treviso. Perché abbiamo detto che l'impegnativa è personale e quindi succede anche questo, succede che ci sia un mercato degli ospiti sulle strutture, perché avere un letto freddo, cioè un letto vuoto, è un costo e quindi diciamo che c'è un mercato delle impegnative dove alcune strutture ti cercano, ti chiamano a casa e ti dicono portalo da me che ti faccio una tariffa più bassa. Chiarissimo. Torniamo su questi argomenti, pubblicità tra poco. Scusa se so. Bravissimo, mancherebbe. Diciamo due dati anche.